I numeri della crisi in Veneto si fanno sempre più pesanti, si viaggia verso i 200.000 disoccupati, un tasso del 12% che fa precipitare il Veneto sempre più in basso e le previsioni dei prossimi mesi non sono incoraggianti. Se nel primo semestre del 2014 l'economia non ripartirà, 2/3 della rete manifatturiera veneta è destinata a sparire. Nel tentativo di dare una voce unica alle piccole e medie imprese nasce così Confapi Industria Veneto, che unirà oltre 6.000 aziende con una media di 15 dipendenti per un totale di quasi 90.000 addetti, ma il futuro non è roseo. Vorrei dirvi di sì, purtroppo i numeri non lo consentono, i numeri sono sempre più allarmanti e si presenta un secondo semestre ancora peggio. E questo è un altro motivo di questo tipo di aggregazione, per rispondere, per dare un po' di ottimismo. Quanto all'occupazione, per finanziare la cassa integrazione in Veneto servirebbero 230 milioni di euro. Al momento ce ne sono disponibili solo 63, meno di un terzo. Il triangolo Padova, Venezia e Treviso è quello che soffre di più. Oggi le province che soffrono di più sono quelle di Treviso e di Venezia, ovviamente dimostrate anche da dati INPS e dati della Regione Veneto, di Veneto Lavoro. Il triangolo cosiddetto industriale era Treviso, Padova e Venezia. Oggi 2 su queste 3 province sono quelli più in sofferenza. Tenete conto che noi stiamo viaggiando assieme a Treviso in simbiosi a oltre 27.000 disoccupati. Ora, entro 2 mesi, le associazioni delle piccole e medie imprese di ogni provincia si scioglieranno per fondersi. Se l'economia dovesse ripartire, comunque il Veneto impiegherebbe più tempo. Oggi i mercati più interessanti sono India e Cina, ma le imprese venete sono troppo piccole per essere interpellate. Piccolo e bello è uno slogan che è passato di moda, insomma, e poi le banche non danno più credito, specie nel mitico Nord-Est. Far pesare le nostre individualità messe assieme verso la governance, verso chi governa il territorio, in particolar modo verso questi poteri finanziari che sono la metastasi di questa nostra realtà.